Buongiorno e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Chi ci segue ci ha già visto in passato quante volte ci siamo occupati dei progetti su cui è impegnata Veneto Agricoltura, progetti europei, progetti regionali, un sacco di progetti che tra l'altro le puntate dedicate a questi progetti possono essere riviste cliccando sul nostro sito, sulla home page di Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo di un ennesimo progetto europeo su cui Veneto Agricoltura sta lavorando, si chiama Bee Diversity, Bee sta per api in inglese, Bee Diversity, e è un Interreg, un progetto Interreg Italia-Slovenia dove sono coinvolti vari soggetti, oltre a Veneto Agricoltura, altri soggetti della regione Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Oggi con noi, per parlare di questo interessante progetto, e vedrete che è veramente interessante, abbiamo con noi il dottor Silvano Cossalter, che è il coordinatore di questo progetto, collega di Veneto Agricoltura, al quale chiediamo immediatamente, Silvano, se ci spieghi un po' i contenuti di questo interessantissimo progetto Bee Diversity. Grazie Renzo e buongiorno a tutti. Sì, Bee Diversity è un progetto innovativo nel quale cercheremo di sviluppare tutta una serie di tematiche e di azioni riguardanti la conservazione e la salvaguardia della biodiversità, utilizzando come testimone in questo caso l'ape, che come sappiamo tutti è un impollinatore essenziale per la vita di qualsiasi essere vivente sul nostro pianeta e che purtroppo nell'ultimo periodo ha subito e sta subendo un drastico calo e contrazione nei propri numeri. Cercheremo di svilupparlo sviluppando una serie di azioni innovative, tra cui un'app dedicata a questo progetto, ma che in futuro dovrà essere dedicata anche a tutta una serie di dati raccolti e che dovranno favorire la disseminazione e applicando tutta una serie di protocolli specifici per la raccolta di questi dati. Quindi c'è l'assonanza biodiversity e biodiversità, l'assonanza questi due termini inglesi, no? Sta per api e diversity, la diversità, la biodiversità quindi a cui punta questo progetto, quindi il miglioramento della biodiversità e in particolare degli habitat in cui vivono le api. E chiediamo anche, quindi è un progetto, ripeto ancora per l'ennesima volta, perché veramente si parla sempre di più di biodiversità e quindi per questo è un progetto importante. Cioè hai parlato di app, come funzionerà poi questa app? L'app diciamo che già il nome stesso quindi funzionerà su tutta una serie di dispositivi che potranno essere computer piuttosto che cellulari di ultima generazione e quant'altro. È chiaro che poi questa app avrà diciamo dei contenuti specifici che potranno essere poi utilizzati dai vari stakeholder o comunque dalle varie persone interessate al tema delle api, della biodiversità e quant'altro, chiaramente in forma adeguata alla richiesta, quindi vi saranno poi dei contenuti che di volta in volta saranno tarati in funzione anche delle esigenze del pubblico che poi dovrà utilizzare questi contenuti. Quindi il progetto in sostanza punta al miglioramento degli habitat naturali in cui vivono le api, questi importantissimi insetti impollinatori, attraverso questo miglioramento degli habitat, anche attraverso la condivisione di protocolli tra il Veneto, la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia. Come funzioneranno poi alla fine questi protocolli? Per quanto riguarda i protocolli, dunque, ogni partner e ogni area coinvolta nel progetto ha le proprie specificità. Quindi noi stiamo lavorando e abbiamo lavorato finora alla predisposizione di protocolli
che possano essere condivisi da tutti i partner, tenendo conto di queste specificità. Per farti un esempio, noi come Regione Veneto partecipiamo con la provincia di Venezia e con gli habitat diciamo assoggettati già alla rete Natura 2000, ciò che fanno comunque anche gli altri partner, perché non dimentichiamo che questo progetto si svilupperà all'interno delle aree Natura 2000. Ma è chiaro che l'area che noi che abbiamo identificato e che viene inserita nel progetto ha sicuramente delle caratteristiche diverse, diversificate rispetto a delle aree che possono essere quelle friulane e quelle slovene. Omogenizzeremo il tutto. Questo progetto contempla anche 10 casi di studio. Silvano, riesci a spiegarci attraverso un esempio concreto uno di questi protocolli che poi saranno condivisi? Sì, non è un problema questo. Allora, questi 10 casi studio sono suddivisi per i vari partner. Noi in Veneto ne avremo 3 di questi casi studio che verranno focalizzati in 3 aree studio. All'interno di ognuna di queste aree, per esempio, per dire, una di queste aree sarà composta, comunque avrà diciamo, come base di rilevazione tutta una serie di coltivazioni erbacee classiche, dal mais, dal frumento e quant'altro, quindi colture cerealicole tradizionali. Abbiamo proposto un protocollo che ci permetta di fare tutta una serie di rilevazioni, quindi le fioriture, le epoche di maturazione delle varie specie, la capacità delle api di impollinare, di bottinare su queste specie e quant'altro, e per questa singola area. Per le altre aree comunque le rilevazioni saranno molto simili, in maniera che poi possano essere comunque messi a confronto l'una con le altre e dare dei dati diciamo traducibili in output, però avranno delle caratteristiche di base completamente diverse, che ne so, aree di barena piuttosto che aree di arginali, dove più che colture cerealicole insistono, che ne so, prati piuttosto che argini o arbusti o quant'altro naturali, insomma. Ascolta Silvano, poi andiamo, poi chiudiamo. Per quanto riguarda la parte di Veneto Agricoltura, dov'è che si svolgerà? Il campo d'azione quale sarà? La parte estrema orientale della provincia di Venezia, che più o meno ricade nella nostra, diciamo, nell'area della nostra azienda di Valle Vecchia, dove già un'area, diciamo, che dal punto di vista naturalistico riveste un'importanza estrema per la nostra regione. Molto bene, ringraziamo il dottor Silvano Costelter, collega di Veneto Agricoltura, che è il coordinatore di questo interessante progetto di cui abbiamo parlato oggi, Bidiversity, per favorire gli habitat in cui vivono le api. Veneto Agricoltura è impegnata appunto nell'azienda Valle Vecchia di Caorle, ma ricordiamo anche quali sono gli altri partner in chiusura, che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il Polo Tecnologico di Pordenone e l'Università degli Studi di Udine, Facoltà di Agraria. Per quanto invece riguarda la Slovenia è l'Università di Lubiana e il Centro di Supporto Tecnico alle Aziende di Cranii. Con questo ci sembra di aver detto tutto, se non che il progetto si chiuderà nel mese di agosto 2022, ha un budget di 600.000 euro, quasi, di oltre 600.000 euro. Ci ritorneremo di sicuro perché è un progetto veramente interessante per questi insetti impollinatori, le api, che sono di straordinaria importanza per l'ambiente, per l'agricoltura, per il cibo che mangiamo, e quindi vanno salvaguardati. Un arrivederci a tutti e ci diamo appuntamento alla prossima occasione.